buon pomeriggio a tutti, eccoci qua, io e Berto per la barzellettina delle 17.30, 17.30. Buona domenica. Berto, quale raccontiamo? Allora, oggi dedichiamo a tutte le signore, vediamo di qua, ecco, vediamo se c'è meno luce, vediamoci qua, ecco qua, vediamo, tac, eccoci qua. E possiamo dedicare, allora c'era questo qua che diceva, va dal dottore Calvino, dottore, guarda, scusi, però io, sì, adesso non vorrei dire, però ho paura di avere la moglie sorda, no? La moglie sorda, e, boh, me la porti qua che vediamo. No, guardi, lei non si vergogna, ma come facciamo a vedere se è sorda? Bisogna che la porti qua, le faccia una visita a Torino, a Milano, no? Così colà. Sì, ma no, deve portare, ma guarda, non vuole venire, si vergogna, non c'è un modo, c'è un metodo un po' particolare per capire, sì, però bisogna, sì, però dopo ma sì, ma a casa posso vedere di fare qualcosa? Allora, guardi, lei faccia così, almeno per vedere quanto sorda è, poi però bisogna venire a fare la visita. Berto mi ha fatto cadere la birra, una roba vergognosissima. Attenzione, no, non beve la birra. Allora, sto qua, praticamente. Lei deve andare a casa, apre piano l'uscio di casa, si avvicina, sua moglie magari lei gli fa una domanda, se non risponde si avvicina, gli fa la stessa domanda, stessa voce, non deve alzare, va avanti sempre, finché le risponde. In base alla distanza di come le risponde, noi capiamo almeno un po' approssimativamente quanto sorda è. Grazie dottore. Allora questo qua va a casa, la moglie era in cucina, apre piano l'uscio di casa, entra dentro, la moglie era in cucina e comincia a fare, amore, cosa c'è per cena? Niente, si avvicina. Amore, cosa c'è per cena? Niente, si avvicina. Amore, cosa c'è per cena? Niente, praticamente era attaccato a lei. Amore, cosa c'è per cena? E lei, è 3 volte che ti dico pollo con le patate. Signori, adesso vado a vedere della birra. Grazie a tutti, ne roba vergognosa, ci stiamo a casa, che forse il 4 maggio siamo. No, non bere la birra, no, non bere la birra, fermo.